Perfetto, Ok. ok. Mi chiamo Andrea Murucchio, sono veneziano e da 25 anni svolgo l'attività di artista. Benissimo, Ok. ok. Che significato ha assunto per te la presenza del tuo nome in una lista di questo tipo e come interpreti le ragioni di questa operazione dal punto di vista istituzionale? Cioè, ha confermato quello che nell'arco degli ultimi anni ho pensato si stesse verificando a Venezia, ovvero una stretta democratica molto forte, attuata da un'amministrazione che non ha sicuramente a cuore i problemi dei cittadini e della città, ma solo dei propri interessi. Quindi diciamo che questa lista, anche diciamo nel modo in cui è emersa, in maniera così particolare, ricordiamo che è emersa perché stavano indagando sul sindaco e all'interno di un hard disk di uno dei suoi collaboratori è stata trovata questa lista altresì detta di proscrizione. Quindi formalmente diciamo, l'effetto che mi ha dato è stata una conferma che esistono anche dei sistemi diciamo, che sono assolutamente, esplicitamente antidemocratici, e che però per me non sono una novità, perché una forma in qualche modo di lista nera io già ci facevo parte, nel senso che nel 2015 come attività artistica avevo elaborato un progetto che si chiamava The Rape of Venice, lo stupro di Venezia, e da quel momento, in base un po' a tutta una serie di interviste che ho fatto e dei contenuti dell'installazione, diciamo, del progetto installativo, del progetto artistico, ciò ha fatto sì che andassi a toccare diciamo, degli elementi molto sensibili per quanto riguarda il comune, ovvero la mia critica che sottostante all'installazione del Rape of Venice era una critica rispetto alla gestione non solo di quella che stava avvenendo con il nuovo sindaco, ma anche degli ultimi 20 anni. Ricordiamoci che se abbiamo questo sindaco adesso è perché i 20 anni prima di amministrazione di centrosinistra erano stati devastanti. Quindi già nel 2015 io mi riferivo alla situazione veneziana come una situazione in cui è stato effettuato uno stupro. Poi dal 2015 adesso, diciamo, la città è stata uccisa e adesso siamo in un pieno vilipendio di cadavere della città. Quindi diciamo che l'effetto di questa lista mi ha solo confermato un qualcosa di cui che pensavo, cioè in termini formali, ma io, ripeto, appartengo a questa lista a una lista, anche se non era esplicita, da circa 10 anni, da quel momento là io non ho, e gli effetti cosa sono stati? Che effettivamente io non ho più fatto una mostra nei musei civici dopo aver fatto nel 2015 The Rape of Venice. E prima regolarmente mi chiamavano sempre per una mostra all'anno nei musei civici. Da quel momento là sono stato tagliato, quindi anche se non esisteva una lista cartacea che è stata trovata, però già appartenevo diciamo, a un gruppo di persone invise al potere locale. La ragione per cui hai deciso di partecipare al progetto fotografico che ti avevo proposto? Allora, la cosa è che io penso di essere stato uno dei primi a cui tu hai esposto il progetto diciamo, nel suo evolversi, nella sua complessità, perché effettivamente non si tratta solo di semplici ritratti di persone che sono in una lista. Il progetto è più ampio, più articolato e la cosa che mi ha più colpito è stata quella di una sorta di affinità nel sentire quello stimolo, quell'impulso ad utilizzare la propria arte di fronte a qualcosa che tu ritieni ingiusto, sbagliato, eccetera. Quindi utilizzare gli tuoi strumenti legati alla comunicazione, che non sono quelli di altre attività, lavorando come fotografo, come artista, eccetera, hai la possibilità anche di utilizzare determinati strumenti comunicativi in modo di sollecitare diciamo, la coscienza delle persone, di chi osserva, di chi magari non è addentro a determinate tematiche. Quindi
diciamo che la cosa principale è stato proprio questo, no? Questa affinità, nel senso che io da quando ho iniziato tutti i miei progetti artistici, quelli più significativi, quelli più importanti, avevano un sottostante di questa tipologia, quindi dalle foreste infiammate in Australia, in cui andavo a creare delle spirali seminudo come un aborigeno, dove andavo a denunciare il genocidio degli aborigeni tasmani e la distruzione dell'ambiente da parte delle corporazioni, delle multinazionali del legno, fino appunto ad The Rape of Venice. C'è sempre stata quella necessità di utilizzare una forma artistica come reazione a qualcosa di ingiusto e funzionale ad espandere la consapevolezza del pubblico rispetto a una determinata tematica. E quindi praticamente quando mi hai proposto la cosa ci ho trovato subito un grande interesse, anche perché ho trovato questa affinità elettiva che dovrebbe essere più o meno di tutti gli artisti che non fanno l'arte solo per fare arte, ecco, fondamentalmente. Ma io direi di andare oltre al quadro, di fare proprio io farei anche un montaggio E secondo te quali fattori hanno spinto l'amministrazione comunale a intervenire in questo modo? E perché solo adesso e non è accaduto prima? Cioè... Non è accaduto prima perché allora, succede sempre così, quando un potere si trova alle strette reagisce in maniera inconsulta e anche chiaramente, dichiaratamente anche anticostituzionale o antidemocratica. E di conseguenza adesso, di fronte a tutti i processi, di fronte a tutti gli scandali che stanno montando, dove anche se minimamente, perché lui è potentissimo, lui riesce a controllare veramente qualsiasi ganglo che è determinante nella nostra democrazia, no? Dalla libertà di stampa, vediamo i giornali come trattano determinate cose. Ah sì, perché questa è una delle imputazioni che mi è data, è quella dell'aver affibbiato il termine grebano, quindi sdoganato un termine abbastanza poco utilizzato, perché è perfetto per lui. Quello che stiamo vivendo qui a Venezia con questa cosa della lista nera, che ha avuto anche una certa ricaduta nazionale, ma pochissimo, perché mi sa solo Report ne ha parlato, non è altro che un sintomo di quanto sta succedendo a livello internazionale, cioè essere messi all'interno di una lista di persone che sono diciamo dissidenti o divergenti rispetto al pensiero principale. Praticamente ciò che avviene qua è quello che avviene in tutte le cosiddette democrazie dell'Occidente, decadenti ormai, perché se guardi quello che succede in Inghilterra è sufficiente che tu faccia a proposito di post, no? Perché la maggior parte di queste persone sono state messe nella lista perché scrivevano dei post sui social, quindi come i social vengono utilizzati anche per raccogliere informazioni sui divergenti fondamentalmente, no? In questo caso è esplicito, né? Nella semplicità e nella miseria anche locale in cui è avvenuto che questo personaggio, che era uno che lavorava nei magazzini della Reyer, che è stato messo dal sindaco in una posizione anche molto importante. Quello che lui fa non è altro quello che è stato fatto e che si stanno facendo, che ne so, in Inghilterra. Se qualcuno fa un post che non va bene, ti mandano i carabinieri, i poliziotti a casa. Lo stesso sta succedendo in Germania. Quindi fondamentalmente, oppure se devi andare in America, devi mostrare adesso cosa hai postato nei social. Cioè, quindi, hai capito? Cioè, allora io direi che questo fenomeno della situazione veneziana, come anche altre cose che succedono a Venezia, pensiamo alla smart room, no? Il monitoraggio costante delle persone che camminano a Venezia, non avviene in tanti altri paesi o città del mondo, è quasi una cosa sperimentale. Quindi questa lista nera io la vedrei quasi come una forma di quello che è un neologismo, si definisce glocal, cioè che è una cosa locale ma che ha anche una ricaduta o comunque una connessione di quello che avviene a livello mondiale. Quindi cosa fare? Quello che dovrebbero fare comunque i cittadini dell'Occidente di fronte a questo giro di vite per quanto riguarda le libertà di espressione, perché di questo stiamo parlando. Quindi a reagire.
Cioè la Le persone dovrebbero reagire, ma dovrebbero reagire per moltissime cose, cioè nel senso i veneziani qua dovrebbero farlo, ma non mi sembra che avvenga, anche perché, voglio dire, siamo meno di 50.000, la maggior parte sono anziani che sono in casa, gli altri, quelli attivi, sono persone che guadagnano tantissimi soldi dal turismo di massa e quindi per loro va bene anche che la situazione stia così, non gliene può fregare niente. Non so se vuoi dire qualcos'altro di importante che poi magari... No, questo secondo me è importante, che quello che avviene a Venezia da questo punto di vista, che è così esplicito, così plastico, Sì, a livello globale. avviene anche a livello globale. Questo qua ce l'abbiamo. Ok. Anche a me è piaciuto, cioè nel senso che